Benvenuti amici, eccoci arrivati alla seconda tappa del nostro bellissimo evento Abbiate cura di voi, avete cura di voi, take care. Ricordiamo, iniziata dall'Irlanda. Il presidente di questa repubblica irlandese ha scritto la poesia di cui noi ne abbiamo tratto insegnamento e dalla Sicilia è partito l'inno al coraggio, appunto aviti cura di voi. L'inno al coraggio per affrontare il periodo della pandemia che ha coinvolto il mondo intero. Abbiate cura di voi, adesso ha messo le ali. Continua il suo viaggio intorno al mondo e arriva fino negli Stati Uniti d'America. Un'altra grande celebrità del mondo dell'arte e della cultura offre e omaggia la sua voce, il suo operato, la sua dedizione alla cultura, declamando in una maniera magistrale la nostra Aviti cura di Vuauci in lingua americana. Signore e signori, ecco a voi il grande attore e regista Michael Cavalieri con la sua Take Care. Buon ascolto e buona visione. In the journey to the light, the dark moments not threaten. Belief requires that you hold steady. Bend, if you will, with the wind. The tree is your teacher, roots at once more firm from the experience in the soil made fragile. Your gentle dew will come, and a stirring of power to go on towards the space of sharing. In the misery of the I, in rage, it's easy to cry out against all others, but to weaken is to die. In the misery of knowing, the journey abandoned towards the sharing of all human hope and cries is the loss of all we know of the divine reclaimed for our shared humanity. Hold firm, take care, come home together.